Visita dell'assessore alle attività produttive Tamaio fra le sedi delle Camere di Commercio siciliane. Si partirà a giorno 26 a Catania e Messina per finire ad Agrigento presso la Camera di Commercio il 16 febbraio alle 11:30. Il tour dell'assessore regionale alle attività produttive servirà a incontrare gli imprenditori dell'isola e presentare i bandi regionali relativi al bonus energia e ripresa Sicilia, due misure messe in campo dal governo Schifani per andare incontro alle esigenze delle aziende siciliane. Il tour programmato partirà, come detto, il 26 gennaio dalle sedi di Catania e Messina. È propedeutico innanzitutto per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso gli imprenditori e le parti sociali, afferma l'assessore Tamaio, e inoltre per dare la massima diffusione ai contenuti di due importanti bandi predisposti dal mio dipartimento. Le dotazioni finanziarie in oggetto possono essere un'occasione di grande sviluppo per supportare il più possibile le imprese attraverso strumenti finanziari volti ad aumentare la capacità di competere nel mercato globale. L'assessore Tamaio sarà inoltre a Palermo l'1 febbraio, a Siracusa il 2, a Ragusa il 2, a Trapani il 7, ad Enna il 9, per concludere quindi ad Agrigento, come già detto, il 16 febbraio alle ore 11:30.